Bentrovati a tutti gli amici amanti della cultura di qualità. Siamo alla nostra ultima manifestazione di didattica musicale a scopo educativo e di informazione che da qualche anno organizziamo nel comune di Villorba per svolgere compiutamente la nostra attività di informazione di interesse generale. L'informazione per importanza alla cultura da sempre riserva la terza pagina e le nostre testate portano con queste manifestazioni appunto la cultura alla gente e la gente alla cultura, coinvolgendo chiunque in tutto il territorio nazionale, grazie ad editori che svolgono seriamente il loro lavoro di informare l'ambito operativo che gestiscono. In questa occasione siamo, come detto, all'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba e mi sia concesso di ringraziare il sindaco Francesco Soligo e l'assessore alla cultura per il privilegio che in questi anni ci hanno accordato. La proposta di questa puntata è un concerto a quattro mani per pianoforte, la danza, e ha per protagonisti Olga Gavriluk e Giorgio Sini. Olga Gavriluk è nata ad Alushta, in Crimea. All'età di 7 anni ha intrapreso lo studio del pianoforte e per alcuni anni ha studiato con Vera Radionova. A 14 è entrata nel collegio musicale Lysenko per bambini prodigio, dopodiché all'Accademia Tchaikovsky di Kiev e ha continuato gli studi sotto la guida di Nina Najdic, docente della scuola pianistica sovietica e poi ucraina. Nel 2011 si è trasferita in Italia, in Friuli Venezia Giulia, per motivi familiari e ha continuato gli studi musicali presso il Conservatorio Tomadini di Udine. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali, internazionali, vincendo anche diversi primi premi assoluti. Olga Gavriliuk si è poi laureata con il massimo dei voti e la lode al triennio accademico presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto e nel successivo biennio specialistico per la laurea di secondo livello ha ottenuto il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. E non da meno Giorgio Sini, pianista, compositore, direttore d'orchestra di scuola veneziana, si è perfezionato come pianista sotto la guida di grandi maestri quali Bruno Canino e Gino Gorini. Già da giovane, per il suo talento, è stato più volte ospite in diverse trasmissioni RAI. Successivamente, da direttore d'orchestra, si è perfezionato sotto la guida di maestri della caratura di Carlo Maria Giulini e Vram Cifcan, i quali lo hanno anche onorato della menzione speciale per un'impeccabile direzione del Requiem di Giuseppe Verdi nel 2001 con l'orchestra della Radio Televisione di Belgrado venuta in Italia. Molte le esperienze di direzione a livello internazionale con importanti orchestre, la Sinfonica di Plovdiv, Bulgaria, la Filarmonica di Belgrado, l'Orchestra Sinfonica dell'Ucraina, i Berliner Sinfoniker, solo per citarne alcune. Ha collaborato e collabora con l'Orchestra Filarmonica e l'Orchestra da Camera dei Solisti di Radio Veneto 1. Il 9 febbraio 2022 ha avuto l'onore di consegnare il suo ultimo lavoro, il CD Angels on My Piano, a Sua Maestà il Papa Francesco, in Sala Nervi del Vaticano, e va detto che il primo dei 10 brani dell'album, Ode a San Francesco, è proprio dedicato al Santo Padre. Questo è il programma. Johannes Brahms con la danza ungherese numero 1, poi di Gabriel Fauré La Pavana, di Johann Sebastian Bach, corrente della partita 6, 830 con Olga Gavriluk solista, quindi Giorgio Sini, autore di A Miliza Walzer per la pace, suona Giorgio Sini da solo, Johann Strauss sul Bel Danubio Blu,
Walzer, di Johann Strauss I la marcia di Radetzky opera 228, di Piotr Ilyich Tchaikovsky Dicembre, tempo di valsa, dalle stagioni, con Olga Gavrilyuk ancora solista. Dopodiché Giorgio Sini interpreterà le sue streghe, Walzer numero 3, lui ovviamente solista. E per concludere, di Franz Liszt, la Rapsodia ungherese numero 2. Buon ascolto.
È il caso di dire che è stato un concerto incredibilmente bello. Grande coinvolgimento del pubblico. A questo proposito, 20 minuti prima dell'inizio, la sala era già sold out. Purtroppo abbiamo dovuto rifiutare l'entrata a parecchi spettatori per motivi di sicurezza. Bene, memorabile serata, felici tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima.